Dio eterno, che abbiamo tutto di patrone, che Dio vi aiutiamo sopra tuo Dio con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Ho annunziato la tua verità, o Signore. La tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ho annunciato la tua verità. Giulti capiscano in te quelli che dicano sempre grandi che amano la tua salvezza. Ho annunciato la tua verità. La lettera di San Apostolo agli Efesini. Fratelli, ciascuno di noi è stata data secondo la misura del dono e
di essere di essere di essere evangelisti, altri di essere pastori e maestri, allo scopare motade e io al radura non sacia di qualsiasi di qualunque che io e con ne creando capo ora alleluia sento la non mi poi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli undici Gesù disse loro: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue in mano serpenti, se verranno non recheranno loro danno, imporranno le mani ai malati, questi guariranno. Signore, dopo aver loro levato in cedette alla destra, partirono e predicarono da Signore, agiva insieme e con la parola segni accompagnavano del Signore. Il sorelle Celonio d'Antonio è un santarissimo nostro casa ed è anche il patrono, compatrono della nostra città di Gemona. Il patrono che una comunità si sceglie è un santo di riferimento. Innanzitutto vita al quale attingere lui, camminare e poi per ottenere aiuto e sostegno per vivere con interesse quella vocazione che Dio ci ha dato e che ci qualifica nella nostra singolarità. Un giorno, fra Masseo, uno dei primi discepoli di Francesco, in cammino verso Assisi, rivolse a Francesco questa domanda: perché a te? Perché a te, Francesco, viene dietro tutto il mondo? Perché? Francesco, sorridendo, risponde: vuoi sapere perché? Perché Dio non ha trovato fra le sue creature uno strumento più indegno per la sua lode. Sono le risposte dei santi. Così avvenne anche per Antonio, un prediletto di Dio, un testimone glorioso del suo amore. Con ragione il Papa Leone XIII saluterà Antonio come il santo di tutto il mondo, è lui solo il santo di tutti. Chi non conosce Antonio
piccoli e grandi lo amano e lo pregano nelle loro necessità. Non c'è chiesa. Io vi parlo della mia Africa, avevo 2 chiese in onore di Sant'Antonio. Non c'è chiesa che non abbia un angolino riservato a Sant'Antonio con Gesù in braccio e con i Vangeli appesi, stretti al cuore. È l'immagine stupenda di Antonio. Sant'Antonio è anche il santo dei miracoli. Nessun santo più di lui ha dimostrato questa straordinaria ricchezza. Nessuno. Certo, i miracoli non li fa Antonio, li fa Dio, siamo d'accordo, ma i santi sono i mediatori di grazia per noi e si chiedono e ottengono per noi che li preghiamo. Sant'Antonio ha la fama di essere un grande taumaturgo che può ottenere ogni cosa presso Dio. Perché? Perché lui è vicino al cuore del Padre con la sua santità. Inoltre Sant'Antonio è il primo e il più prestigioso figlio della grande famiglia francescana. Sant'Antonio, guardate la storia. Quello che ci sorprende in Antonio però è la sua vita brevissima, 36 anni, dei quali i più ricchi di grazia e di santità sono gli ultimi 10 della sua vita, vissuti in Italia fino alla sua morte. Se volessimo ricordare brevemente questa storia grandiosa, la potremmo contenere in 3 momenti intensissimi della vita di Antonio. I primi 25 anni sono quelli dove Antonio costruisce. Fernando, sappiamo, nasce a Lisbona 1195. A soli 15 anni chiede ai genitori di farsi religioso ed entra nell'abbazia di San Vincenzo a Lisbona, tenuta dai canonici regolari di Sant'Agostino, disturbato nello studio dalle frequenti visite degli amici che non riescano a staccarsi da lui. Fernando chiede di essere trasferito. Arriva così a Coimbra, nella magnifica certosa di Santa Croce, dove erano custodite le tombe dei re di Portogallo. Qui arriva così a Coimbra, Ferdinando, nella magnifica certosa prega, Santa Croce, e qui dove erano custodite le tombe dei re di Portogallo. Qui Ferdinando studia, prega e qui viene ordinato anche sacerdote. Ma è proprio qui, a Coimbra, è una bella città nel Portogallo, che avvenne un fatto stravolgente. I corpi di 5 frati francescani uccisi in Marocco in odio alla fede sono portati proprio a Coimbra dall'Africa e sepolti accanto ai rimane profondamente impressionato. E in breve arriva una decisione, anche lui vuole essere come loro, missionario e martire di Cristo. Chiede ai superiori di cambiare ordine, non gli bastava quello di prima.
si fa francescano assumendo il nome di Fra Antonio e si prepara per partire come tanti come lui faranno. Ma e qui io potrei parlare della mia esperienza. Le febbri malariche non gli permettono di rimanere in Africa. Antonio, amareggiate, pensate, è costretto a riprendere la via del ritorno, ma non arriverà mai più in Portogallo. Un naufragio di più giorni lo farà volere della provvidenza. Sapete dirmi qualche altra indicazione? No. Volere di Dio. E vi rimarrà sempre, anche dopo la morte. Antonio, qualcuno lo chiama di Padova. No, non rubiamo i santi ai loro padroni. Sant'Antonio è di Lisbona, noi l'abbiamo adottato, o meglio lui ha adottato noi. È il 1221, San Francesco convoca il capitolo delle Stuoie, vuole tutti i suoi frati ad Assisi. Antonio, arrivato in Sicilia con i suoi frati, partecipa al capitolo. Lui, Antonio, è uno straniero, sconosciuto a tutti, ma è in questa circostanza che Antonio vede Francesco per l'inato al convento di Monte Paolo in Romagna. Non lo si conosceva questo frate, lo si manda ad occupare un posto. Qui, in questo silenzio, Antonio prega e vive la sua vocazione di povertà e di umiltà. Il suo lavoro, pulire la casa, lavare le pentole in cucina e chiedere l'elemosina per i fratelli. Ma la provvidenza voleva Antonio occupato in altre cose. Antonio ha 26 anni, in una circolazione sacerdotale è richiesto di predicare. Lui, lo straniero, predicare in luogo di un predicatore assente. Antonio per la prima volta in Italia fa ascoltare la sua voce e manifesta la sapienza del suo cuore. Tutti ne rimangono sorpresi, ammirati, ma la rivelazione di Antonio, colui che sarà giudicato il dottore evangelico, arriva alle orecchie di Francesco. Lo saluta, dà l'incarico di insegnare teologia ai suoi frati. In quel tempo c'era tanta ignoranza anche in convento. Siamo alla terza predica, figlio fedele di Francesco, grande difensore dei poveri. È l'anno 1228, Francesco è già morto da 2 anni e i frati riuniti in capitolo eleggono Fra Antonio come superiore provinciale dell'Italia settentrionale.
Sapeva l'italiano Antonio, ditemelo voi, era appena arrivato, ma era Antonio, il grande predicatore. È questo il tempo in cui Fra Antonio, quando eletto provinciale dell'Italia del Nord, e viene a visitare i suoi frati, non sappiamo quanto è rimasto, ma è stato qui a Giamona e a ricordo del suo passaggio ha fatto costruire quella cappella della Madonna delle Grazie, leggetela, Madonna delle Grazie, e questo è quanto ci rimane. È il 13 giugno 1231, Antonio è stanco, appesantito da sorella morte arriva anche per lui, mentre lo trasportano a Padova ad Arcella. Antonio muore pregando Dio, video Dominum meum, vedo il mio Signore. Alla notizia della bambini della città a gridare per le strade: morto il santo, è morto Antonio. L'anno seguente il Papa Gregorio dichiara Antonio santo della Chiesa, e i padovani, non noi gemonesi, noi abbiamo fatto questa, i padovani con orgoglio erigeranno la grande basilica della città dove Antonio riposa. Miei fratelli e sorelle, ho finito, ma c'è da aggiungere una piccola nota importantissima, non possiamo lasciarla andare. 32 anni dopo la morte di Antonio, è il 1263, nella ricognizione del suo corpo, il generale dell'ordine Frattura, di fronte ai resti del corpo di Antonio, ormai disfattata come nuova. Mi dite che sono bazzecole, che sono cose inventate. La lingua di Antonio è là esposta nella Basilica del Santo a Padova. Dio aveva dato un segno, perché lui non fa cose straordinarie, si avvicina a noi con segni. Quella lingua benedetta di Antonio, che aveva tanto lodato Dio, non poteva scomparire senza lasciarci un messaggio. E qual è il messaggio? Un messaggio: amate e lodate sempre il Signore, non vi pentirete mai. Fratelli miei, Sant'Antonio ci benedica e ci protegga e ci metta in cuore la volontà generosa di chi cerca sempre il bene, quel bene che lo vuole realizzato per tutti, con il dono Sant'Antonio. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
per la nostra salvezza disceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo, fu crocefisso per noi sotto Ponzio credo dello Spirito Padre, dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Dio ha suscitato nella Chiesa Antonio, difensore dei poveri, aiuto dei peccatori, fiduciosi invochiamo il Signore. O Signore, noi speriamo in te. O Signore, noi speriamo in te. O Dio, anche oggi dona alla tua O Dio, donaci un cuore sensibile e mani operose nel soccorrere i poveri, i sofferenti, gli abbandonati e coloro che per cui Noi speriamo in te. O Dio, suscita giovani che si consacrino di un popolo di laici, che siano Vangelo vivo. Noi speriamo in te. O Dio, vieni incontro a noi peccatori con il dono di confessori illuminati e misericordiosi che sappiano ridestare nel nostro cuore la nostalgia di te. Ti preghiamo. Signore, noi Antonio hai fasciato tanti cuori spenti. Antonio, benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi, Signore, come per ti accoglio, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e
sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Riempia della luce del tuo spirito che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre, tu fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e ricolmandolo del tuo spirito lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniassi agli uomini la potenza della tua parola e la suavità del tuo amore, con lo stesso ardore dello spirito. Con il quale noi proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nel Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente che ci riunisca in un scusa su tutta la terra e qui convocata nel gioia di Cristo hai vinto la morte, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro vescovo, tutti i consacrati, tutto il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli nella tua vita, alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, sia il suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora guardiamo Antonio come modello. Padre nostro che sei nei cieli, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamo, segnale di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. No? O Signore, Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. il canto numero 329.
A te ogni onore e gloria. Ogni onore e gloria. Tu sommo bene, ogni bene, tutto il bene. Tu a te ogni Altissimo, sei onnipotente, ogni onore e gloria, sei la gioia, sei la speranza, onore e gloria. Tu sei bellezza, sei la grandezza, tu sei amore, gloria, tu sei la sede, sei la ogni onore e gloria. E benedizione. Quattro. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, l'amore, dove offesa che io porti il perdono. Uno strumento della tua pace, che io porti la verità, dove disperazione che io porti la gioia, la luce, o Signore, Padre della tua pace, fa che io non cerchi d'essere consolato, ma cerchi solo di consolare. Fa di me la tua pace,
fa che io mi doni senza ricevere, fa che io perdoni pur non perdonato, fa che io apra il cuore senza confini. O Signore, fa di me pace. Preghiamo. La partecipazione di noi, la fede ha servito con amorosa dedizione per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito. O colombe dal Signore, viene l'alme mattutine, viene un agnul dal Signore, ma vergine divine, vostre spiele plui di lor, faiti d'onghie o chiare mari, con quel vuestri